tutti, porto i saluti del sindaco e in particolare si rammarica moltissimo di non essere presente oggi, ma sarà sicuramente presente a serata di inaugurazione, questo per precedenti impegni. Diciamo che dopo aver partecipato per tanti anni come spettatore fin dalla sua nascita di questo bellissimo, interessantissimo festival, anche come appassionato per interessi proprio personali sulla musica, ho l'onore di poter presentare la 33esima edizione del Festival Musicale di Portogallo, e che ormai può essere considerato una parte integrante della storia della città, della storia culturale della città. Per questo ovviamente all'amministrazione sicuramente è molto caro. E questo festival è molto radicato anche nel territorio, non è solo un festival di Portogallo, ma tutto il mandamento portoghese, perché i concerti, come sappiamo, si tengono in tutto il territorio, anche al di là del nostro mandamento. Ed è un'occasione, come sappiamo, anche per far conoscere agli stessi portoghesi, ma anche alle persone che ci vengono a visitare, molti gioielli che il Portogallo ha, chiese, chiostri, bellissime case, palazzi, chiostri interni, le chiese, attraverso la musica. Il festival, allora qualcuno si era spaventato. Intanto vi segnalo che penso che licenzieremo l'ufficio stampa perché scrive delle cose. Io avevo scritto, io penso che questo sia il mio festival più bello e più eccitante e curioso, e poi è stato scritto, non posso dire se sia il più bello, perché sono tutti belli, erano belli anche quelli degli anni scorsi. Allora, perché qualcuno si era spaventato, diceva, oddio, fai un festival di musica contemporanea, non verrà nessuno. Ma ragazzi, questo prima non è un festival di musica contemporanea, se avessi voluto chiamarlo una serie di musica contemporanea avrei potuto farlo, prendendomi le mie responsabilità. In realtà c'è un equivoco di base. Questo è un festival che ha al suo interno un grande capitolo sul Novecento e non sul musica contemporanea, cioè si parla magari di brani scritti 70, 50 anni fa, quindi l'idea che sono brani che nelle capitali europee sono parte del repertorio abituale, quindi il fatto che non siano stati eseguiti spesso o la maggior parte mai a Portogruaro non vuol dire che siano brani di scarso valore oppure che abbiano bisogno di altre giustificazioni, quindi di essersi un contenitore di musica contemporanea. Ecco, la musica del Novecento tra l'altro è sempre stata ghettizzata in Italia, no? Quindi o la si fa in un festival di musica del Novecento, di musica contemporanea, o se no c'è sempre la paura che possa creare qualche problema. In realtà la musica, mi piace molto l'attività che fa uno dei nostri relatori, che è Guido Barbieri, che tra le sue varie attività di promozione musicali ha inventato questa formula di un festival che si chiama She Lives, no? Parlando della musica, cioè musica, dice, non chiamatela contemporanea ma vivente, cioè musica che è a contatto, no, del nostro quotidiano, che sta la musica di oggi. Infatti appunto il nostro festival non sarà un festival di musica contemporanea assolutamente, ma sarà un festival che tratterà di come la musica può essere avvicinata al concetto di linguaggio. Si dice che la musica sia un linguaggio universale. Io non so se sia un linguaggio universale, certo non sappiamo nemmeno se è un linguaggio, non ne siamo sicuri, perché ci sono molti aspetti, l'ho raccontato nell'introduzione, ci sono molti aspetti che l'avvicinano all'idea del linguaggio, il fatto che ci sia una sintassi, il fatto che ci sia un codice condiviso, ma il fatto che la musica non significhi nulla è un indizio molto a sfavore del fatto che possa essere considerato un linguaggio. E quindi ha questo ruolo ambiguo che merita di essere analizzato e trattato, cioè il tema vero del festival, la musica è un linguaggio o no? E poi soprattutto la musica, se è un linguaggio, in che modo è permeabile agli altri linguaggi? Noi sappiamo che nella poesia del Novecento c'è un sacco di, non so se leggiamo Montale o altri autori, c'è di parole inglesi, francesi, l'italiano è madrelingua, no? E nella musica viene più o meno la stessa cosa, cioè chi oggi vuole contaminare con questa parola orrenda, come dice Desdemona ad Otello, con questa parola orrenda, contaminare la musica attraverso altre cose, fa una cosa che è soltanto un tentativo di mercificare una cosa che è
Quindi l'idea dell'esotico, cioè di tutto ciò che viene da fuori, non soltanto di ciò che viene da est. Uno dei titoli che abbiamo dato al concerto, cioè a oriente di cosa, perché ci sono compositori che si ispirano sempre a qualcosa che avveniva più a oriente di loro, ma questo oriente lo potete sempre spostare, no? Per cui Maurizio Kagel probabilmente percepiva come musica forse orientale la musica di Darmstadt, quindi la musica tedesca degli anni 70, non so, venendo dall'Argentina, questo poteva essere considerato orientale, non lo so, però c'è questo concetto di come la musica sia in grado di recepire ciò che viene da fuori, ed è una storia antica. E l'inaugurazione, secondo me, è molto interessante di questa domenica, conterrà 2 brani scritti da compositori colti e grandi protagonisti della musica del Novecento storico, e scritti per delle jazz band. Quindi Stravinsky scrive questo Ebony concerto per un'orchestra americana, quindi ha fatto un debutto alla Carnegie Hall con un gruppo che normalmente suonava altre cose, suonava magari musica di Glenn Miller o di altre. Invece viene concepito un brano da Stravinsky in cui viene assorbito e rivista l'idea del jazz attraverso una lente che è quella del compositore russo, che aveva tutta la storia, che viene, insomma, da Rimsky-Korsakov ha avuto poi un percorso straordinario che può essere paragonato solo in un certo senso a Picasso per ricchezza di periodi insomma, di evoluzioni, no? E poi appunto un altro compositore che mi ha rappresentato è Leonard Bernstein, che è grande direttore d'orchestra, immenso musicista, il più grande divulgatore musicale secondo me di questo secolo e forse di tutta la storia musicale. Se vi avete voglia e avete un po' di dimestichezza con l'inglese, se vi va a divertirvi, su YouTube ci sono le sue lecture, queste grandi e meravigliose lezioni fatte per un pubblico di non professionisti che illuminano la musica in modo straordinario. E anche questo appunto è un grande amante di Broadway, quindi insomma, autore tra le varie cose, oltre ai più grandi interpreti maleriani della storia, è anche autore del musical, il più grande musical, secondo me il più bello dei musical di sempre, West Side Story, che è una sorta di trasposizione di Romeo e Giulietta nel Bronx. E quindi autore geniale proprio perché era insomma, una sorta di anello di congiunzione tra due mondi lontanissimi, no? E anche lui appunto scrive questo preludio, fuga e riffs, l'importante è che naturalmente lui scrive una cosa seriosa come un preludio e una fuga, l'informazione invece al riff, che è un brano dal ritmo rapido della musica jazz, e che anche questo brano è scritto per un'orchestra jazz, quindi un festival, se vogliamo, meno di repertorio, cioè la maggior parte dei brani che eseguiremo non sono stati eseguiti a Portogallo negli ultimi tempi, ma è una cosa bella, cioè è una cosa che penso che possa fare solo del bene, perché il repertorio musicale è un po' tragicamente legato ormai agli stereotipi e delle abitudini che sono diaboliche. Penso principalmente l'immagine, appunto, ne parlavamo l'altro giorno, dei filosofi della scolastica che aprivano il libro della Bibbia in un punto a caso per discutere del tema, poi immagino che queste rilegature si rovinassero sempre negli stessi punti e quindi alla fine si parlava sempre dei due o tre soliti temi, perché il libro sacro si apriva alla fine dove la rilegatura cedeva. E il repertorio musicale, devo dire anche della maggior parte dei festival importanti, non farò nome assolutamente nella struttura, però è un po' così, cioè si suonano sempre le stesse cose e quindi trovo doveroso il fatto che abbiamo insomma, dobbiamo ridare vita come nella natura, insomma, far vedere che cosa c'è sotto e farlo rivivere. Sono stato molto, poi sono andato a braccio, quindi penso di aver mischiato di tutto e insomma, ecco, è veramente venuta una presentazione babelica di un festival babelico e spero solo di avervi trasmesso un po' dell'entusiasmo che io ho messo nell'immaginare questo festival, perché di solito arrivo sempre al festival stanco delle idee che avevo elaborato, sulle quali avevo letto, quindi arrivo già stravolta. Questa volta non è diverso, ho, come si dice, quelle parti un po' in più, sono foresto, quindi ho imparato queste parole che sono ancora esotiche per me.